Il Signore è intervenuto a liberare il suo popolo. La tradizione biblica dell'Esodo celebra questo intervento fondamentale di Dio. La tradizione di Israele lo ha cantato con l'inno in onore del Signore che ha mirabilmente trionfato, lo celebra ogni anno con la festa di Pasqua. E in questa tradizione dell'Esodo un ruolo importante l'ha avuto il personaggio di Mosè. Però, come abbiamo già visto, nei testi più antichi non si fa esplicito riferimento a Mosè. La sua figura è cresciuta nel tempo ed è stata ricostruita con l'apporto di altre tradizioni letterarie. Si è raccontata la vicenda personale di Mosè quasi facendone il modello esemplare, l'autorità fondamentale di Israele. Il libro dell'Esodo inizia proprio raccontando l'oppressione dei figli di Israele in Egitto e la salvezza di Mosè. Il primo capitolo dell'Esodo narra la prepotenza del faraone che vuole uccidere i figli di Israele. È uno scontro titanico fra la forza della vita e la prepotenza del potere umano che si crede padrone del mondo e cerca di dominare la vita. Il faraone escogita un sistema per combattere la vita, fallisce. Ne trova un altro, fallisce di nuovo. Ne progetta un terzo, gettare tutti i bambini nel fiume. A questo punto il narratore racconta la storia di un bambino, un uomo della famiglia di Levi andò a prendere in moglie una discendente di Levi. La donna concepì e partorì un figlio. Vide che era bello e lo tenne nascosto per 3 mesi. Ma non potendo tenerlo nascosto più oltre, prese per lui un cestello di papiro, lo spalmò di bitume e di pece, vi adagiò il bambino e lo depose fra i giunchi sulla riva del Nilo. La sorella del bambino si pose a osservare da lontano che cosa gli sarebbe accaduto. Contempliamo la scena perché è particolarmente significativa. La nascita di un bambino segna l'inizio di qualche cosa di grande, è una nuova storia. Ma qui è una nascita perseguitata. La madre ha paura per il futuro di questo bambino e non riesce a nasconderlo perché c'è quel potere tirannico del faraone che vuole la morte. E allora, in qualche modo, lei obbedisce al potere faraonico che voleva che i bambini fossero gettati nel fiume.
Ma lei lo mette nel fiume in modo protetto. Prepara un'arca. In italiano non si nota, ma il narratore in ebraico aveva fatto in modo proprio di adoperare lo stesso termine che nel racconto del diluvio si adopera per l'arca di Noè. Qui è tradotto con cestello, ma il termine Tebach è lo stesso. Ci sta dicendo il narratore che la madre preparò un'arca spalmata di pece e di bitume, cioè la rese impermeabile, e vi mise il bambino. Posò l'arca nell'acqua in mezzo ai giunchi. L'acqua è un elemento simbolico importantissimo, ma bivalente. L'acqua è segno di vita, ma è anche segno di morte. L'acqua è un elemento indispensabile per l'esistenza, è il nutrimento, senza il quale si muore, quindi garantisce la vita, ma troppa acqua fa morire. Noi nell'acqua anneghiamo. Eppure siamo stati per 9 mesi nell'acqua e siamo venuti fuori dall'acqua. È un simbolo importantissimo che richiama l'elemento originale della nostra esistenza. È il dramma del pericolo che la vita diventi morte. È il pericolo fondamentale. Noi siamo in vita e rischiamo la morte. E la morte è l'incubo della nostra vita. È il nemico da superare. Questo bambino gettato nell'acqua è destinato a morire. Una cosa gettata nell'acqua si disfa. Quest'acqua viene precisata con il riferimento ai giunchi. Noi siamo abituati a parlare del Mar Rosso. In molti testi biblici si parla proprio con questo termine, ma in altri passi, quelli più antichi, il riferimento era al mare dei giunchi. Israele, scappando dall'Egitto, si trovò bloccato dal mare dei giunchi, cioè un acquitrino con un canneto. Yam Suf lo chiamavano in ebraico, il mare dei giunchi, il mare delle canne. Questo bambino viene messo nelle canne. Anche noi abbiamo un'espressione del genere, essere nelle canne, per indicare una situazione difficile, pericolosa. Ma quest'acqua e queste canne richiamano un'altra acqua. Molti anni dopo, attraverso un'acqua, attraverso quelle canne, quel bambino guiderà gli altri alla vita. Adesso il bambino che non ha ancora nome, in un'arca spalmata di bitume, mentre si trova nelle canne e rischia di sciogliersi nell'acqua, viene salvato. La sorella, quella Miriam che poi canterà coi tamburelli
il Signore ha mirabilmente trionfato, cavallo e cavaliere ha gettato nel mare, quella ragazza adesso tiene d'occhio la situazione del fratellino abbandonato in mezzo alle acque e la salvezza viene paradossalmente proprio dal nemico. La figlia del faraone recupera quel bambino e lo prende per sé, lo adotta come se fosse un suo figlio e lo chiamò Mosè. È la figlia del faraone che dà il nome a questo bambino. La madre non gli aveva dato nome. Abbandonandolo nell'acqua era un anonimo. Il nome gli viene dato dalla donna che lo tira fuori dall'acqua, che lo fa diventare persona, che gli dà la dignità della persona e gli dà un nome egiziano. Mose in egiziano significa figlio. È un'espressione che ricorre in molti nomi faraonici. Tutmosi, Ra-Mose. In genere si tratta di nomi di una divinità, Tot, Ra, più il termine che indica il figlio. Questi nomi faraonici contengono il riferimento ad una divinità, figlio di Ra, figlio di Tot. Questa donna adotta il bambino, lo considera figlio e lo chiama figlio. Lo chiama Mosè. Probabilmente il nome, visto che appartiene alla dinastia dei Ramessidi, era Ramose, come tutti quelli della sua famiglia. Quindi si chiama Ramses anche il bambino. Ma viene conservato solo il nome fondamentale di figlio, senza l'elemento idolatrico della divinità egiziana. Poi a orecchio hanno cercato una spiegazione secondo la lingua ebraica. Il verbo mashà significa tirare, Moshe sarebbe il participio attivo di questo verbo, e allora indica uno che sta tirando. La figlia del faraone dice di averlo chiamato così perché lo ha tirato fuori dalle acque, ma richiamando anche quello che farà quest'uomo. Sarà colui che tirerà fuori Israele dalle acque. Lo tirerà fuori dalle canne, lo farà passare attraverso le acque verso la liberazione. Dunque, questo racconto iniziale non ha tanto l'intento di presentare un fatto di cronaca storica, quanto piuttosto di evocare simbolicamente il grande messaggio del Salvatore che ha bisogno di essere salvato. Colui che da grande libererà Israele, da piccolo è stato liberato. È un classico di molte culture narrare che i fondatori delle dinastie rischiarono da piccoli di essere uccisi e spesso vennero prodigiosamente salvati.
Potremmo parlare di Sargon, fondatore della grande dinastia di Akkad, di Ciro il Grande, fondatore della dinastia persiana, ma sono lontani dalle nostre conoscenze. Ci sono invece dei personaggi che conosciamo bene. Romolo e Remo. Sicuramente chi ha raccontato la storia di Romolo e Remo non conosceva l'Esodo, né viceversa. Però guardate quante somiglianze ci sono. Sono bambini gettati via, gettati in un fiume e destinati a morire. Però succede qualcosa che impedisce la morte e produce la vita. Vengono salvati da una lupa. È la raffigurazione classica ancora nello stemma di Roma. Ma già Tito Livio saggiamente spiegava che lupa è una terminologia per indicare una prostituta. Quindi furono salvati da una donna di malaffare che, mossa a compassione da questi due bambini, li prese con sé. Non viveva nel villaggio, ma in una capanna sul fiume, li trovò e li salvò. E quei due bambini divennero importanti, furono i fondatori della città. E la città continua a raccontare il mito del fondatore che all'inizio ha rischiato la morte e invece è stato prodigiosamente salvato. Questo motivo è abbastanza simile a quello del racconto di Mosè. Anche qui abbiamo un fondatore. Mosè non è il fondatore di una città, ma di un popolo. È lui l'organizzatore. Ed è lui che è stato salvato dalle acque. Il racconto poi velocemente fa passare molti anni. Nulla dice dell'infanzia, della giovinezza, della maturità di Mosè. Cresce alla corte del faraone, studia, è principe d'Egitto, finché un giorno Mosè uscì per andare dai suoi fratelli. Uscì, un verbo importante, è il verbo dell'Esodo. Fece la sua prima uscita. Esce dalla casa del faraone, dalla condizione di principe, per vedere la condizione dei suoi fratelli, dei suoi connazionali. Lui, disgraziato all'inizio, ha fatto fortuna. Trovato dalla principessa, è cresciuto a corte come un principe. Gli altri sono rimasti operai sfruttati in questi lavori di grandi costruzioni. Mosè vede la condizione dei fratelli oppressi, vede l'ingiustizia e interviene. Vide un egiziano che colpiva un ebreo, uno dei suoi fratelli. Voltatosi attorno e visto che non c'era nessuno, colpì a morte l'egiziano e lo sotterrò nella sabbia. Mosè è un uomo di giustizia. La prima volta che esce, ammazza una persona. Ammazza un ingiusto per fare giustizia. Il giorno dopo uscì di nuovo e vide due ebrei che litigavano. Disse a quello che aveva torto: perché percuoti il tuo fratello? Quegli rispose:
chi ti ha costituito capo e giudice su di noi? Pensi forse di potermi uccidere come hai ucciso l'egiziano? Allora Mosè ebbe paura e pensò, certamente la cosa si è risaputa. Il faraone sentì parlare di questo fatto e fece cercare Mosè per metterlo a morte. La prima uscita di Mosè è disastrosa. Mosè vuole fare giustizia. Ha notato i lavori forzati dei suoi fratelli. Vuole risolvere il problema, ma usa un modo sbagliato. Usa la violenza per risolvere la violenza. Nessuno gli ha dato l'incarico. Glielo dice il fratello ebreo. Chi ti ha costituito? Chi ti ha dato questo compito? Che cosa può rispondere Mosè? Nessuno mi ha dato l'incarico, me lo sono preso. E ho fatto una ingiustizia per correggere un'ingiustizia e ho creato un ingorgo. Voleva dare la vita e viene cercato per essere ucciso. Non ha liberato i fratelli e ci ha rimesso la sua posizione di principe. Allora Mosè fuggì lontano dal faraone e si fermò nel territorio di Madian e sedette presso un pozzo. Una lunga strada nel deserto. Questo è l'esodo che prima del popolo compie Mosè e si siede presso un pozzo. Il pozzo è un simbolo importante nella tradizione biblica perché è il luogo della conoscenza, soprattutto è il luogo dove i giovanotti incontrano le ragazze, perché è l'ambiente dove le ragazze vanno ad attingere acqua. È praticamente l'unica occasione in cui le ragazze escono da sole da casa. Questo egiziano, seduto sul pozzo, stanco di un lungo viaggio, incontra delle giovani donne. Sono figlie di un sacerdote di Madian. Interviene ad aiutarle. Il sacerdote di Madian aveva 7 figlie. Esse vennero ad attingere acqua e riempirono gli abbeveratoi per far bere il gregge del padre. Ma arrivarono alcuni pastori e le scacciarono. Allora Mosè si levò a difendere le ragazze e fece bere il loro bestiame. È un uomo di giustizia. Interviene di nuovo a difendere quelle ragazze che non conosce da quegli altri pastori violenti che ne approfittavano. Le figlie di Jetro tornano a casa prima del solito, perché in genere venivano infastidite da questi pastori e dovevano ritardare l'operazione di abbeveraggio. Quel giorno tornano prima e il padre chiede come mai, loro raccontano e lui vuole invitare nella propria tenda questo straniero, il quale si accasa. Al pozzo Mosè si sposa. Sposa una di queste ragazze, gli nasce un figlio e lo chiama Gershom, straniero là. Il nome del figlio dice la sua condizione di forestiero, di profugo. Passa di nuovo tanto tempo finché il Signore lo chiama per dargli l'incarico. Nel capitolo 3 finalmente Mosè incontra il Signore. In
tutto questo lungo racconto non era mai stato nominato il Signore. Mosè ha fatto tutto di testa sua, eppure la sua storia non era abbandonata. Tutto era preparato e a quel momento il Signore interviene e gli dà l'incarico di liberatore. Mosè deve tornare e far vivere al popolo quello che lui ha già vissuto. Salvato dalle acque, farà passare il popolo attraverso le acque. Avendo imparato che c'è una metodologia sbagliata di giustizia, entrerà per fare giustizia nel modo corretto e porterà fuori il popolo. Sarà lo strumento di Dio per liberare gli oppressi.